La Polizia di Stato, attraverso un comunicato stampa, informa gli utenti del web di una nuova truffa che sta interessando la rete. La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha registrato negli ultimi giorni un significativo aumento dei casi di attacchi del tipo ransomware, con CryptoLocker o simili, ovvero malware con cui i criminali infettano il computer, criptano i dati della vittima e richiedono un pagamento per la decriptazione, con gravi danni ai computer e ai server di privati, aziende e professionisti. Nei casi più frequenti i malintenzionati inviano delle email anche ad indirizzi istituzionali in cui si avvisano gli ignari malcapitati che devono essere rimborsati per alcuni acquisti da loro fatti e poi resi al venditore, o si invia documentazione contabile per cui si chiede di scaricare il modulo allegato. Quando l'utente scarica il modulo, un virus si installa nel computer criptando tutti i file in esso contenuti. Viene poi chiesto di effettuare un pagamento in Bitcoin, la moneta virtuale non tracciabile, per sbloccare il computer, ma è bene evidenziare che il pagamento non dà la certezza che i dati siano resi fruibili e il consiglio è di non cedere al ricatto. La Polizia Postale, pertanto, invita gli utenti a non aprire assolutamente gli allegati delle email sospette e a cestinare immediatamente il loro contenuto prima che possa essere infettato l'intero sistema. In questi giorni vengono inviate da ignoti anche false email a nome di Equitalia. Si raccomanda di prestare la massima attenzione, in particolare quando vengono richiesti dati come conti correnti e password.